e bentrovati a Io Compro Siciliano Live. Continuano queste giornate di primavera a regalarci delle belle emozioni e ovviamente lo sappiamo, la nostra testa è lì con le belle giornate a pensare ai luoghi della nostra Sicilia da poter vedere, da poter visitare, da poter vivere, speriamo al più presto. Ed ecco che quest'oggi conosceremo un ambito particolare, quello del il settore extraalberghiero. Dobbiamo capire esattamente di che si tratta e soprattutto cosa sta accadendo in questa realtà immensa, e lo faremo con ben 3 ospiti. Quindi oggi puntata ricchissima, dove saremo in assembramento virtuale a distanza, quindi si può fare, ancora quello lo possiamo fare. Allora diamo il benvenuto ad Emiliano Nania, Sergio Sanfilippo e ad Elena Marino. Allora, qui abbiamo un sacco Buongiorno. perché Buongiorno. Ciao Eliana. Eccovi qua, tutti qua, siamo in 4, siamo un sacco, 4 persone che parlano insieme, soltanto via distanza si può fare ormai. Come state? Bene, grazie. Bene, nonostante tutto bene. Bene. Un saluto. Allora, diciamo subito che parliamo della Federazione Associazioni Ricettività Extraalberghiera, che ne può fare, e voi siete persone che fate tanto e vorreste fare in questo momento più di quello che purtroppo si può, che non è tantissimo, e dobbiamo raccontare che cosa è partire proprio dalla base, perché io posso dirvi che Emiliano e Sergio sono i fondatori di Fare dell'Associazione Extraalberghieri di Palermo, rispettivamente Elena Marino è presidente dell'Associazione Cefalù Extraalberghieri. Avete dei ruoli che vi fanno racchiudere, un po' rappresentare tantissimi colleghi, tantissime persone, però io direi che dobbiamo partire proprio dalla base. Quando si parla di extraalberghiero, di che cosa stiamo parlando? Bella domanda. Chi va? Vado io? Vai. Mi prendo quest'onere. Effettivamente l'extraalberghiero è un mondo che ci appartiene da circa il 2000. L'anno 2000 è l'anno del Giubileo, che ha visto Roma invasa dai turisti di tutto il mondo, e quello è l'anno in cui praticamente si dà il via ad un nuovo movimento, che è quello dell'ospitalità domestica. La parola extraalberghiero è facile, insomma, tutto ciò che non è alberghiero, però è anche molto riduttivo. Pensate che da quell'anno, l'anno in cui Roma fu invasa dai turisti di tutto il mondo, si è deciso di aprire le case dei privati al turista, proprio perché la mancanza di posti letto obbligava a fare questa operazione. Da quell'anno praticamente in Italia c'è stato il boom di strutture ricettive aperte in ambito proprio domestico, per cui quando parliamo di extraalberghiero parliamo di tutte quelle realtà ricettive, quindi che ospitano turisti, che svolgono questa attività specifica in appartamenti. Per cui quando si parla di extraalberghiero si parla di un mondo in cui ci sono i bed and breakfast, gli affittacamere, oggi definiti anche rooms and breakfast, si parla di case vacanza, è un mondo davvero eterogeneo e all'interno del quale convivono attività svolte in maniera imprenditoriale e in maniera anche non imprenditoriale. Infatti qui si aprono delle maglie larghissime, perché questo argomento lo possiamo affrontare da tanti punti di vista. C'è chi da turista vuole andare a vivere una realtà che forse è un po' meno istituzionale di quello che può essere una struttura alberghiera, se così vogliamo dire, anche se in realtà nel mondo dell'extraalberghiero, come dicevi tu, sono racchiuse veramente delle situazioni completamente diverse, perché appunto all'interno di una situazione domestica non sarà quella di un B&B che magari può avere dei servizi particolari che si vanno a ricercare anche su determinati siti attentamente, quasi come fai in altri tipi di strutture che conosciamo altrettanto bene, ma allo stesso tempo si apre anche una dinamica che da tanti anni è diventata una nuova opportunità lavorativa per tante persone, soprattutto per tanti siciliani. In questo caso qui parliamo di Made in Sicily, quindi da siciliani lo possiamo dire, che vivendo in un territorio che dovrebbe essere sicuramente turismo prima di tutto il resto e poi il resto a scendere,
sa che magari da un appartamento in questo luogo può venire fuori una risorsa, un modo per vivere. Esatto, pensa che ad oggi in Italia, dalle ultime stime, si contano circa 183.000 esercizi ricettivi che includono i bed and breakfast, le case vacanza, gli affittacamere, gli agriturismi, le case per vacanza, le case per ferie. Questo movimento oggi in Italia è una colonna portante del settore turistico. Noi produciamo circa il 13% del prodotto interno lordo, parliamo di circa 230 miliardi di euro, con il 55% dei posti letto presenti in Italia. Sono numeri enormi. Sono numeri che fanno venire i brividi, parliamo di cifre straordinarie. E questo perché? Perché si è creato un nuovo modo di fare accoglienza. Hai detto bene, ci differenziano sicuramente gli ambiti, le location, ci differenzia il numero di servizi che noi fisiologicamente non possiamo dare, perché ovviamente una differenza dalla struttura ricettiva alberghiera deve comunque esserci, per cui servizi limitati ma un'accoglienza molto più calorosa, più mirata alle coccole, tra virgolette, del turista. E questo è quello che il turista ricerca. Inoltre, questa tipologia di attività ricettiva ha permesso ed oggi permette la creazione di strutture in luoghi impensabili. Interi centri storici si stanno recuperando. Tu puoi trovare B&B in posti assurdi, con location spettacolari. Oggi il turista ricerca proprio questo tipo di emozione, il turismo esperienziale che voi di Io Compro Siciliano spesso citate, è quello che cercano. Per cui tra accoglienza, ospitalità e location moderne, nuove, perché è più facile ristrutturare un appartamento che un grande albergo, no? Quindi l'arma vincente è questa, e credimi che i turisti ormai cercano questo. Il problema di fondo è che però, essendo una realtà giovane, l'extraalberghiero, è difficile da gestire, ed è qui che nasce proprio l'idea di Fare, che oggi è il nome di questa federazione che dall'anno scorso stiamo cercando di portare avanti. Pensa che abbiamo coinvolto oggi come padri fondatori della federazione, ci sono circa 34 associazioni, quindi parliamo di una federazione di associazioni all'interno del quale ci sono tutte le strutture ricettive. Oggi, scadenza 29 marzo, si sono associate come soci fondatori circa 34 strutture associazioni. E questo progetto nasce nel 2020, si è studiato lo statuto, si è studiato il programma che forse tu avrai già letto e imparato a memoria, immagino, e siamo proprio lì. C'è un comitato promotore che sta lavorando tantissimo, davvero in maniera incommiabile, per raccogliere le adesioni. Oggi contiamo più di 80 associazioni su tutto il territorio nazionale, una cosa che non è mai successa. Noi abbiamo associazioni sparse su tutto il territorio, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Per cui questo progetto è un progetto ambizioso che mira ad unificare un settore che per ovvi motivi, come hai detto tu, è eterogeneo, perché unire l'imprenditoriale e il non imprenditoriale è davvero difficile, perché parliamo di interessi davvero diversi a volte. E in tutto questo recenti avvenimenti legati al Covid ci hanno lo dimostrano, il fatto che il non imprenditoriale ad oggi ha ricevuto ristori pari a zero praticamente, e questo la dice lunga su quello che è. È un compito difficilissimo, ma che la federazione sta portando avanti, e abbiamo davvero tanto interesse e siamo contenti che questo progetto stia nascendo a breve in una situazione di questo tipo, proprio perché fare è la speranza che ci porterà a creare un futuro migliore per l'extraalberghiero, perché da una crisi spesso possono nascere davvero belle realtà. Questo ce lo auguriamo sicuramente, ma in tutto questo è l'extraalberghiero oggi. Miriamo assolutamente ad informare tutti, a formare tutti, perché il progetto è ambizioso, perché è un settore in cui c'è tanta ignoranza oggi, e spesso chi dall'altra parte, nel mondo alberghiero, ha spesso retto le redini del gioco,
ci ha sempre in qualche modo, tra virgolette, identificato con qualcosa di illegale. E questa è una cosa che deve finire, perché extraalberghiero non è uguale ad illegalità. Non è vero che esservi riuniti in questo modo sicuramente è grande segno di volere anche regolamentare, quindi presentarsi sicuramente con un'immagine unitaria, diversa, ancora più professionale. Volevo parlare un po' anche con Emiliano per capire Palermo in questo caso cosa ci dice, visto che tu presidente di Extraalberga Palermo, volevo capire questi numeri legati a, per esempio, ad una realtà del territorio siciliano, cosa ci dicono? Intanto ci dicono che siamo più di quello che si possa andare a pensare. Soltanto sul territorio siciliano noi rappresentiamo il 90% delle strutture ricettive e in linea con i numeri nazionali il 55% dei posti letto. Quindi siamo la maggioranza in termini di numeri. Un turista è obbligato quasi a guardarci. Faccio seguito a quanto ha detto Sergio per dare anche un chiarimento. La logica dell'accoglienza, la diversificazione, come diceva giustamente, non è semplicemente dal punto di vista strutturale, cioè noi diamo appartamenti. È, come diceva, un'ottica orientata alle coccole. Noi siamo, più che aver fatto un passo in avanti, abbiamo riaggiornato quello che era in origine la funzione del concierge negli alberghi. Nell'etimologia, come etimologia francese, era la persona che si dedicava all'ospite, non tanto dammi il documento, vai al documento e vai in camera, ma indicazioni, istruzioni con una fortissima conoscenza del territorio di riferimento, che è quello che ci caratterizza. Noi siamo, prima di essere lavoratori, siamo abitanti del posto in cui lavoriamo, motivo per cui possiamo accompagnare il turista in un viaggio esperienziale, come già citato da Sergio, che lo immerge nella realtà del territorio. Questo è il motivo per cui la crescita, soprattutto su un territorio come quello di Palermo, che ha di tutto da offrire dal punto di vista gastronomico, culturale, estivo, tutto, riusciamo a permettere all'ospite di apprezzare al meglio il nostro territorio. In ambito siciliano, come ho detto, i numeri sono enormi, in costante crescita, e abbiamo ancora qualche cosa da sistemare dal punto di vista legislativo, perché purtroppo i nostri cari politici non conoscono bene le nostre realtà e a volte non ottimizzano i regolamenti. Su questa logica, e come diceva Sergio, la logica di fare formazione è nata a Extraalberga Palermo 2 anni e mezzo fa, anche se sono ormai 5 anni che ci raggruppiamo come persone, abbiamo istituzionalizzato qualcosa che già esisteva in precedenza e vogliamo migliorare le competenze attraverso la formazione delle persone, sia in termini legislativi che in termini proprio umani. Sergio è autore di un format di corsi di formazione che credo che sia arrivato all'8ª, non edizione, che permette a una persona che ha di base buona volontà di riuscire a trasformarsi in un ricettore extraalberghiero, che è completamente diverso sotto certi punti di vista dall'alberghiero. Su questa base abbiamo creato appunto Extraalberga e abbiamo permesso tra virgolette lo sviluppo e la crescita delle persone. La stessa logica è stata affrontata in linea parallela per esempio sul territorio di Cefalù, dove Elena ha creato la sua associazione con lo stesso identico spirito. E poi noi ci siamo incontrati del tutto casualmente, unificandoci nel desiderio di fare. Darei a Elena l'opportunità anche di descrivere la sua di associazione sul territorio extraalberghiero. Elena. Assolutamente sì, noi abbiamo uno spot che ci ricorda del nostro marketplace www.iocontrosiciliano.com e poi andiamo subito ad Elena, anche perché ci porta a Cefalù e avremo tutti voglia di essere lì in questo momento. Eccoci. Abbiamo visto il video, io non mi è apparso. Sì. Comunque andiamo avanti. Si è visto, mi racconti di questa Cefalù bellissima. Sì, bellissima, ma purtroppo vuota. La mia associazione soprattutto in questo periodo
E soprattutto quando arriva adesso il periodo in cui questi luoghi pullulano normalmente di turisti, si nota ancora di più la differenza. Esattamente. Allora, Cefalù Ex Alberghieri è stata fondata l'anno scorso a luglio, ma già noi dai primi di marzo io interagivo con Emiliano e Sergio perché sono stati i miei mentori. Mi hanno dato un sacco di suggerimenti e con loro ho conosciuto tante cose che purtroppo io stessa non conoscevo. Noi al momento siamo pochi associati perché tanti hanno la paura di non farcela restare aperti nel tempo, vista la pandemia e la crisi economica, e quindi attendono, sono in stand-by per decidere di entrare, ma vengono seguiti costantemente perché abbiamo una chat nella quale informiamo tutti quelli che vogliono avere informazioni di tutto quello che capita a livello nazionale, ma anche nella regione e nella nostra vicinissima Palermo, grazie appunto a Extra Alberga. Noi abbiamo dei dati dell'anno scorso che fanno piangere, veramente. Diciamo che c'è stata una perdita di circa il 75% solo nel settore extraalberghiero. La maggior parte delle persone che veniva prima erano stranieri, circa il 90%, l'anno scorso abbiamo avuto un 15% scarso. E ci sembra assurdo che quest'anno noi italiani possiamo andare all'estero, ma non ci possiamo andare a fare la gita fuori porta a Palermo, sull'Etna. E quindi diciamo che questa è una cosa che ci ha un attimo destabilizzato, credendo che delle alte sfere non capiscano bene che cosa stanno facendo. Per quanto riguarda il progetto Fare, è una cosa a cui ho creduto sin da subito, perché come diceva Sergio abbiamo bisogno di regolamentare tutto e avere delle certezze che in questo momento purtroppo non abbiamo. Purtroppo è una storia di cui in qualche modo siamo a conoscenza, ma quando i numeri mostrano ancora di più la gravità della situazione, si rimane veramente basiti, a bocca aperta, e dispiace che dall'alto non ci siano i giusti, gli adeguati aiuti proprio per venire fuori, intanto per sostenere chi vive di questo e poi per aiutare a ripartire nel migliore dei modi. Vogliamo sognare un attimo però guardando le immagini di questi luoghi, quindi guardiamo insieme questo video e poi torniamo. Questi sono i luoghi che vorremmo poter visitare, far visitare, scambiarci l'un con l'altro, anche varcando la soglia delle province, almeno quello in questa terra immensa che è la Sicilia. Leggiamo qualche commento, qualche saluto prima di salutarci a nostra volta, perché 20 minuti sono già volati via molto velocemente. Salutiamo John Blandi che ci dice buon principio e pesce d'aprile, però scherzi non ne abbiamo fatti quest'oggi, ancora siamo stati bravi, lo giuriamo. E John, ricordiamo, ci scrive come sempre da New York. Salutiamo Maurizio Tumia che dà il buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Ancora vediamo, c'è Giuseppe Martino che dice buongiorno, secondo me più a misura d'uomo, un approccio empatico dove le emozioni e la nascita di rapporti umani sono il
fulcro del successo di un'attività contemporanea. Dice questo vale in qualsiasi ambito, ma sicuramente nella ricettività extraalberghiera, di cui oggi stiamo parlando ancora di più. Davide Morici, il nostro Davide Morici, dice la qualità dell'accoglienza deve essere sinonimo di qualità e legalità. Complimenti alla squadra che cresce sempre più e che rappresenterà tutto il settore extraalberghiero. Ancora Paola Serpico dice buongiorno, io compro siciliano e complimenti alla professionalità degli ospiti, l'extraalberghiero è un'esperienza unica, bravi. Che poi si creano dei legami che vanno al di là di quella prima vacanza che magari può diventare la prima di una lunga serie o comunque da lì può nascere tanto altro. Stefania Caccamo ci scrive: ho vissuto un'esperienza spettacolare in un B&B a Palermo vicino al Teatro Massimo, un ricordo che presto ripeterò. Viva la Sicilia. Ed effettivamente è così, si entra nel cuore, c'è un rapporto umano che veramente lascia il segno e il fatto di, come si sottolineava tante volte, la legalità con la regolamentazione e questa unione fra di voi, nonostante ognuno abbia la sua specificità, le sue caratteristiche diverse, può soltanto essere un marchio di garanzia, ecco, per dare la certezza al turista di essere in ottime mani, nelle mani di persone che hanno voglia di fare accoglienza e di farla sempre al meglio. Quindi noi vi ringraziamo per averci raccontato oggi della federazione Fare, ricordiamo di queste bellissime realtà, anche di averci fatto sognare di andare al più presto anche noi in vacanza da qualche parte e conoscere qualche altro ospite che porteremo nel nostro cuore. Quindi vi ringrazio Sergio Sanfilippo, Emiliano Manina ed Elena Marino per essere stati qui con noi a Compro Siciliano Live. A presto. A presto, e così si chiude questo appuntamento di Compro Siciliano Live e noi ci rivediamo domani, come sempre, a mezzogiorno.